Buonasera ai titoli. Amministrativa in Sicilia, 71 i comuni chiamati al voto oggi e domani, fra questi 3 capoluoghi: Messina, Agrigento e Enna. A Palermo tornano gli incendi nel quartiere CEP, bruciati i mezzi di un'impresa edile vicino al luogo dove 2 settimane fa c'è stato un omicidio. A Catania, in piazza Palestro, moto, scooter e quad attraversano l'area pedonale tra i turisti e passanti. Nel frattempo porta Ferdinandea restaurata e ancora transennata. Il giorno dopo del ricordo e la memoria della strage di Capaci non si spengono le polemiche, contestati la Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Da Adrano al trionfo su Rai 1, a soli 14 anni Alfio Russo vince Dalla strada al palco. Il giovane sassofonista siciliano conquista pubblico e giuria col suo talento. È una domenica senza calcio, di riflessione per il Palermo, che ha già terminato la sua stagione. Dopo l'eliminazione in semifinale play-off, Inzaghi pensa alla ripartenza. Scherma, Alberta Santuccio vince ancora in Francia, secondo successo consecutivo nella spada femminile, 13ª medaglia per la siciliana che si conferma eccellenza della scherma mondiale. Buonasera, eccoci dunque, sono 71 i comuni siciliani chiamati al voto oggi e domani, fra questi 3 capoluoghi di provincia e altri 14 comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, 54 i comuni minori per popolazione. Maglio Viola. Urne aperte in 71 comuni siciliani chiamati a rinnovare sindaco e consiglio. Nell'isola le date delle elezioni quest'anno coincidono con le amministrative nel resto d'Italia. Nel paese al voto sono 894 i comuni. Dei 71 siciliani, 17 votano con il sistema proporzionale, mentre 54 con il maggioritario. 3 i capoluoghi di provincia, fra cui la città metropolitana di Messina, poi al voto anche Agrigento ed Enna. Fra i comuni maggiori ci sono Marsala nel Trapanese e Termini Imerese nel Palermitano. Votano con il proporzionale anche Carini e Misilmeri nel Palermitano, Augusta Lentini e Floridia nel Siracusano, San Giovanni La Punta e Bronte nel Catanese, Barcellona e Milazzo nel Messinese, Ribera nell'Agrigentino e Ispica nel Ragusano. I siciliani chiamati alle urne oggi e domani sono poco meno di un quinto del corpo elettorale totale, 930.000 su oltre 4.600.000 aventi diritto. Nei comuni maggiori, 17 in tutto come detto, se nessun candidato raggiungerà il 40% dei consensi si potrebbe andare al ballottaggio. L'eventuale secondo turno si terrà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. Tornano gli incendi dolosi nel quartiere CEP di Palermo, bruciati i mezzi di un'impresa edile poco distante dal luogo dove 2 settimane fa c'è stato un omicidio. Maglio Viola. Mentre allo Zen i carabinieri mettevano in scena un nuovo rastrellamento, le intimidazioni andavano a loro volta in scena in un altro quartiere, il CEP. Un incendio di chiara matrice dolosa è stato appiccato poco lontano da via Luigi Cosens, uno degli assi principali del quartiere. Le fiamme sono partite dai mezzi di una ditta edile parcheggiati all'interno di uno dei residence della zona. 4 i furgoni seriamente danneggiati. Le fiamme si sono poi allargate anche ad un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze ed hanno danneggiato un quinto furgone appartenente a un'altra impresa di natura immobiliare. Danni infine a 2 box ed alla facciata dei primi piani degli immobili adiacenti. I mezzi erano parcheggiati all'interno di un'area recintata, dunque ignoti sono penetrati nel residence per appiccare le fiamme. Il quartiere CEP è una delle aree al centro delle indagini per la recrudescenza della criminalità organizzata negli ultimi mesi. 2 settimane fa, esattamente il 9 maggio, è stato teatro di un omicidio plateale commesso con le tradizionali modalità dell'esecuzione mafiosa. Ad essere ucciso con diversi colpi di pistola sparati al volto mentre si trovava a bordo di una Smart è stato Placido Barrile, 34 anni. L'omicidio è avvenuto in via Filippo Paladini, poco distante dal luogo dell'incendio di questa notte. Lo sentivate nel servizio, c'è stato un blitz nel quartiere Zen, siamo sempre a Palermo, sequestrate armi e droga, momenti di tensione durante questa operazione di controllo dei carabinieri per gli spari contro le sedi di 2 associazioni e anche diverse denunce. Sentiamo Eva Spampinato.
Una polveriera che continua ad alimentare il traffico di droga e armi. Il quartiere Zen a Palermo non retrocede e la lotta intestina tra forze dell'ordine e criminalità continua. Come continuano le perquisizioni e i blitz dei carabinieri, l'ultimo dopo gli spari contro la vetrata delle associazioni L'Albero della Vita e Andala. Militari della compagnia San Lorenzo, reparti speciali, cani antidroga e un elicottero hanno setacciato Zen 1 e Zen 2 alla ricerca di armi e droga. Denunciati un 28enne trovato con una pistola clandestina e un 63enne in possesso di una scacciacani senza tappo rosso. Momenti di tensione durante i controlli, un 22enne ha minacciato i militari ed è stato denunciato. Scoperto anche un furto di energia elettrica e sequestrati oltre 100 kg di carne e formaggio in 2 attività commerciali per gravi carenze igieniche. Arrestato un giovane trentenne trovato con decine di dosi di hashish e cocaina e oltre 3.600 euro in contanti. La droga veniva nascosta anche in una casetta giocattolo per bambini e nel motore di un'auto abbandonata. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo che a Milano il 20 maggio ha travolto 2 anziane sorelle siciliane di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, uccidendo la più anziana e ferendo gravemente la minore. L'uomo è risultato poi positivo all'alcol test e l'assunzione di droga. Dopo 18 anni potrebbe arrivare la svolta sull'omicidio dell'imprenditore agricolo Maurizio Passanante, assassinato a Campobello di Mazara nel 2008, siamo nel Trapanese, un cold case rimasto irrisolto che ora la Procura di Palermo sta indagando su Messina Denaro, che ha riaperto appunto il caso. Sentiamo Laura Spanò. Riaperte dalla Procura di Palermo le indagini sull'omicidio dell'imprenditore agricolo Maurizio Passannante, ucciso a Campobello di Mazara la sera del 5 maggio del 2008. Il suo delitto è rimasto senza colpevoli, anche se allora fece scalpore proprio per il profilo della vittima, un incensurato, pur essendo imparentato con Alfonso Passannante in odore di mafia e con Salvatore Messina Denaro, fratello di Matteo. Proprietario terriero, Passannante fu raggiunto da 8-9 colpi di pistola mentre di sera rientrava a casa in via Bonanno, in pieno centro a Campobello di Mazara, dopo essere stato al bar. I sicari, almeno 2, arrivarono su un motorino indossando caschi. La vicenda emerge da un'altra inchiesta. La moglie della vittima, la penalista Antonella Moceri, è sospettata di essere stato un tassello della rete di Matteo Messina Denaro. La donna, per la procura, avrebbe intrattenuto rapporti con il latitante. Malvina o selvaggia la chiamava il capomafia nelle sue lettere. Il dolore mi strazia, scrisse dopo il decesso della penalista, morto nel 2015 colpito da un malore al cimitero, dove era andata per commemorare il marito assassinato. Adesso a Catania gli agenti della polizia hanno arrestato un pusher mentre spacciava droga da casa propria, dove si trovava agli arresti domiciliari. I poliziotti, sospettiti da un insolito andirivieni di persone, si sono appostati nei pressi dell'abitazione del pusher nel quartiere di San Cristoforo. A un certo punto si è aperta la finestra della cucina al piano terra dell'abitazione e un ragazzo si è avvicinato ricevendo una bustina con all'interno la droga. Tutta la scena è stata immortalata dai poliziotti, che hanno bloccato l'acquirente e arrestato il pusher per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Restiamo a Catania, Piazza Palestro, moto, scooter e quad che imperversano nell'area pedonale tra i turisti, che rischiano anche di essere travolti e investiti. E intanto la restaurata Porta Ferdinandea è ancora transennata. Sentiamo Tonino De Mana. A Valencia abbiamo un circuito, a Catania ci corre in piazza. Questa turista spagnola è sconcertata, non crede ai propri occhi. Se li chiude, complice l'assordante rumore dei motori, penserà di essere a casa, esattamente al Gran Premio della Comunità Valenziana. Siamo invece in pieno centro a Catania e le moto che vedete scorrazzano tra gli attoniti turisti ai piedi della Porta Ferdinandea in Piazza Palestro. Il clou il sabato pomeriggio, lo vedete in queste immagini amatoriali, ma la domenica mattina non si scherza neppure, con corse sfrenate, acrobazie e rumori molesti. El rumor de la moto molesta mucho, no deja escuchar, hablar, no. Abbiamo difficoltà anche a comunicare noi. Correcto. Poco peligroso, sí, están arriba abajo con las motos y además mucho ruido. Questo signore vuole raccontare la sua esperienza, ma preferisce mantenere l'anonimato. Cioè, comunque non si può stare meno seduti del rumore che fanno, camminano con una ruota, se non succede qualche cosa di grave nessuno si presenta, dei vigili o dei carabinieri. Tanto si ferma qualche volante, questi ragazzi vedono che sono le volanti qua da girare, ma 5 minuti, quando se ne vanno e ritornano di nuovo.
Anarchia e degrado assoluto in questo luogo storico di Catania, celebre anche nel film l'arte di arrangiarsi con Alberto Sordi. È così che difendi il tuo padrone. Nonostante i recenti lavori di restauro, la porta Ferdinandea cade a pezzi, le transenne delimitano l'area per possibili nuovi crolli, mentre i bagni pubblici, chiusi da 5 anni, sembra siano stati trasferiti sotto l'arco, dove lontano da sguardi indiscreti, cani ed umani continuano nei loro bisogni fisiologici e poco importa se questo è un circuito turistico, motoristico. A Lampedusa sbarcati 75 migranti dopo che il barcone di 10 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso da una motovedetta di Frontex. Bengalesi, egiziani, marocchini e pakistani hanno riferito di essere partiti ieri sera dalla Libia. E il giorno dopo il ricordo e la memoria della strage di Capaci, a Palermo non si spengono le polemiche. Infatti sono stati contestati sia la Presidente della Commissione Nazionale Antimafia Colosimo sia il Ministro della Giustizia Nordio. Sentiamo il servizio. Qua su oggi ci sono soltanto io, perché non voglio nessuno. Un segnale contro le polemiche, contro le sfilate politiche, contro ogni strumentalizzazione. Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso il 23 maggio del 1992, questa volta ha voluto mandare un messaggio di distensione per quello che, oltre ad essere il minuto di silenzio per la strage di Capaci, si è spesso trasformato in un momento di discordia. Ma anche quest'anno il 23 maggio è stato un giorno che ha unito ricordo e polemiche, come quelle che hanno investito la Presidente dell'Antimafia Chiara Colosimo in riferimento ai dossier ancora aperti sulle stragi. La Colosimo è stata apertamente contestata dal corteo antimafia che dal tribunale ha sfilato fino all'albero Falcone. Polemiche anche su questa dichiarazione del ministro della giustizia Carlo Nordio. Entrambi abbiamo rischiato la vita, io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia. Il tribunale dei social e non solo ha condannato Nordio con frasi come questa: come fai a paragonarti ad un eroe come Giovanni Falcone? E infine i fischi di alcuni contestatori prima delle 17:58 con Maria Falcone ancora una volta sul palco a rasserenare gli animi. Non vorrei mai che proprio nel momento tremendo in cui è avvenuta la strage del 23 maggio possa avvenire una contestazione. In questo momento dobbiamo soltanto piangere e pregare, ma non contestare. Poi domani contestiamo qualsiasi cosa. A Catania la Notte Europea dei Musei ha fatto registrare 8.000 visitatori nei siti della città. L'iniziativa, col patrocinio dell'UNESCO, si è svolta in contemporanea in tutta Europa con l'obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio dell'identità culturale nazionale e europea. Una dozzina i siti aperti al pubblico a Catania al prezzo simbolico di €1. Breve pausa e poi Alfio Russo, il giovane sassofonista siciliano che ha spopolato su Rai 1.